bentrovati allo speciale medicina di Teleacras. E allora, la scorsa puntata abbiamo imparato qualcosa che forse tante donne o giovani donne ancora non sanno, e cioè che dopo aver effettuato un cesareo, perché magari il figlio aveva una posizione podalica, cioè nel senso dai piedi, e quindi lì c'è un'indicazione assolutamente esclusivamente per il parto cesareo, che comunque va considerato un intervento chirurgico a tutti gli effetti sulla parete addominale, e quindi dopo un cesareo puoi anche avere un parto naturale, addirittura anche dopo 2 cesarei. Ecco, questa non è una novità, però sicuramente il sistema sanitario nazionale, ma anche a livello mondiale, sono sempre delle linee guida che si seguono a livello proprio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. C'è una prova di travaglio che si effettua proprio per le cesarizzate, proprio per poter seguire l'eventualità di un parto che poi si risolva spontaneamente, cioè attraverso il parto vaginale cosiddetto. Il parto vaginale è un'altra storia, la donna, la mamma si alza dopo pochissimo, cioè forse in mezz'ora dal parto, lì insomma, e non è la stessa cosa di aver subito un intervento chirurgico, su quello siamo assolutamente d'accordo. E così anche per i gemelli possono nascere attraverso il parto naturale, quindi ecco, non arrabbiamoci, non prendiamocela se i medici, in questo qual caso i ginecologi, ci guidano verso un percorso che porta soltanto al beneficio sia per il bambino che per la mamma, quindi è sempre un momento di grande prevenzione, di grande attenzione, e soprattutto è anche un rispetto nei confronti di qualcosa che dovrebbe evolversi assolutamente in maniera normale. Poi ovviamente se dovessero esserci delle complicazioni, delle complicanze, l'intervento chirurgico non si può evitare. Però se tra una gravidanza e un'altra, la prima cesareo, dopo 18 mesi, almeno devono passare 18 mesi, si può anche provvedere a far nascere il bambino naturalmente. Poi abbiamo parlato anche di un'associazione no profit nata a Sciacca, che si chiama Posso, che si occupa dei pazienti oncologici, nel senso che il fondatore è un ragazzo che ha avuto un brutto incontro con un tumore, e avendo capito, ecco, il sentimento di chi vive questa disavventura con una malattia che comunque per fortuna oggi è anche sempre più spesso curabile, ha deciso di curare certi aspetti del reparto di oncologia del suo ospedale, e quindi ha costituito un gruppo che si occupa quasi ogni giorno di questi pazienti durante la chemio, facendo delle attività artistiche, coinvolgendoli anche a livello musicale, a livello di make-up, quindi di trucco, di parrucca, insomma, ecco, ha dato un po' un sorriso in più a quella che è un'atmosfera in cui spesso il paziente si cela in grande solitudine. Ecco, quello che hanno voluto realizzare questi ragazzi è abbattere proprio quei sentimenti che alle volte tagliano l'aria con se stessi. Bene, vi presento subito i miei ospiti in studio, con me oggi graditissimi il dottore Francesco Giacovelli, viene da Lercara ed è medico di famiglia, benvenuto. E accanto al dottore Francesco Giacovelli il dottore Carmelo Cottone di Palermo, anche lui medico di famiglia. Bene, dottore Giacovelli, spariamola subito lì, no? Ma i medici di famiglia non rispondono al telefono, i medici di famiglia non vengono a casa, noi siamo delusi di questo collegamento che avviene tra il medico di famiglia, una volta si diceva medico di base, e il sistema sanitario nazionale, perché questo è il nostro, voi siete questo collegamento. Ma quanto c'è di vero in tutto ciò? Ma io credo che sia una leggenda metropolitana nella maggior parte dei casi, per tantissimi motivi. Anche per i colleghi che lavorano nella grande città, come l'amico e collega Carmelo Cottone, noi per contratto, quindi in accordo integrativo regionale, abbiamo l'obbligo della reperibilità telefonica dalle 8 del mattino alle 8 della sera. E chiaramente la maggior parte dei colleghi rispondono, anche perché ogni tanto le verifiche vengono fatte, e se qualcuno si va a lamentare al distretto, sicuramente se qualcuno ha sbagliato, quantomeno un primo rimprovero viene fatto. Per non parlare poi dei piccoli centri come quello dove lavoro io, dove spesso telefonano anche
fuori dall'orario, e chiaramente fuori dall'orario è chiaro che nemmeno io rispondo, perché così come ho scritto in una dei tanti avvisi della mia sala d'attesa, ho spiegato ai miei pazienti che il medico di famiglia è un lavoratore come tantissimi altri, che sicuramente compie un lavoro molto delicato perché ha un rapporto diretto con la salute della persona, ma che anche il medico di famiglia è fatto di carne, ossa, sentimenti, passioni, cuore. A famiglia. Certo. Questa magari ce la mettiamo quasi per ultimo. E io addirittura ho scritto una sorta di epigrafe dove scrivo in maniera proprio radicale, ricordando ai pazienti queste regole del gioco, cioè le regole del nostro lavoro, che non voglio più cadere nella trappola della cosiddetta fiducia, perché spesso succede che la tecnologia, quando è usata bene, serve alle persone, però spesso le persone, noi compresi, non la sappiamo utilizzare. Per cui se tu mi chiami alle 10:30 della sera, come qualche volta mi è successo, per sapere se mio padre può bere l'aranciata, io gli dico no, assolutamente, perché deve andare a bere l'acqua di fonte, nemmeno quella comprata, perché è allucinante che tu mi chiami alle 10:30 della sera di sabato, dopo una settimana di avere sudato 7 certo, camicie. in ambulatorio, ma un medico di famiglia può anche arrivare ad avere 1500 sì, assistiti. Come fa a gestire? Sono tanti, 1500 basta assistiti. bene organizzarsi. Per esempio io personalmente, ma moltissimi dei colleghi sia della città che dei piccoli centri, ormai siamo associati la maggior parte in rete, per cui molti di noi abbiamo la segretaria, molti di noi riceviamo per appuntamento, e quindi questo è un modo per organizzarsi, per far sì di recuperare al tempo medico il tempo che spesso ci viene rubato dalla burocrazia. Tu sai benissimo che la medicina generale purtroppo negli ultimi 20 anni è cambiata, non è più la nobile arte del curare, ma è la nobile arte del tergiversare tra regole, regolette, certo, piani sì, terapeutici, che non solo fanno sì che la visita medica spesso si trasformi in una battaglia, ma soprattutto l'eccesso di burocrazia fa sì che spesso non c'è nemmeno il dialogo tra me e lo specialista ospedaliero, tra me e lo specialista ambulatoriale. Sono tutte cose che non si possono additare solo al medico di medicina generale, ma al cosiddetto sistema. Sistema che poi che cosa significa? Scusami se io mi permetto di dire alcune cose, ma è giusto... No, ma è giusto dirle, però una cosa è vera, dottore Giacobelli. Allora, spesso io mi trovo ad avere tante, diciamo, affermazioni, no? Allora, che del territorio lamenta del pubblico, cioè nel senso dell'ospedale, dei poliambulatori, no, dell'ospedale. Chi è dell'ospedale lamenta del territorio, cioè in realtà, ecco... Perché manca spesso il dialogo tra i vari operatori. È chiaro che al centro di tutta la squadra che si prende a cura del paziente, che poi alla fine il discorso dobbiamo sempre tenere presente, chi paga poi il conto finale nel bene e nel male lo paga sempre il paziente, il cliente, l'utente, io preferisco chiamarlo paziente. Se non c'è dialogo tra me e lo specialista ospedaliero, se non c'è dialogo tra me e lo specialista ambulatoriale, alla fine poi, non essendoci dialogo, chiaramente si ergono delle barriere, per cui io mi arrabbio perché ci sono delle regole che valgono per tutti. Per esempio, molti cittadini non sanno, perché spesso non glielo spiegano, non mi sto lamentando, però che quando vengono dimessi dall'ospedale dopo un ricovero con la terapia dell'eparina, l'ospedale pubblico la deve dispensare l'ospedale stesso, l'antibiotico, la prima terapia, queste cose spesso non vengono spiegate al paziente, che è convinto di andare in farmacia, invece deve andare in farmacia ospedaliera. Qualche volta capita che li dimettono alle 14 quando c'è il cambio della guardia e restano. Dico, queste sono cose che però se ci fosse dialogo... Veramente ci sono le dimissioni anche il sabato. Esatto, il sabato. bravo. E il sabato le farmacie dell'ospedale non sono aperte al pubblico, quindi lì l'evenienza che non abbiano potuto prendere farmaci ci sta a 360 sì, gradi. Ma il sabato e quindi perché non ci è si un organizza? giorno della settimana, non è lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Sì. Dico in questi casi lo si scrive bello a chiare lettere e si va, a seconda a che ora si viene dimessi
in guardia medica alla continuità assistenziale, perché se vengono dimessi dopo le 10 del mattino è chiaro che non troverai il medico di famiglia. Ma eventualmente che si fa? Si va in guardia medica e danno... e ti fanno la prima prescrizione. Certo. Oppure si potrebbe dimettere il paziente di sabato con una piccola scorta in modo da coprire i 2 giorni e poi lunedì provvedere. Andiamo al pratico. Se un mio paziente viene operato di artroprotesi d'anca e deve essere immobilizzato a letto per 30 giorni, secondo le linee guida, eccetera, per la prevenzione, per fare la profilassi della trombosi venosa profonda e soprattutto dell'embolia polmonare. Quante parine deve fare? Anche 3 mesi? Deve fare almeno, 30 giorni bastano, fino alla mobilizzazione. In quel caso l'ospedale ha l'obbligo di dargli tutta la terapia. Non so se rendo l'idea. Sì, no, ho capito perfettamente. Se ci sono questo chiaramente non succede il più delle volte. Così come spesso succede negli ospedali, dico, gli ultimi 2 casi mi sono successi proprio l'altro giorno, che non fanno la certificazione medica. Cioè vuole dire che per medico curante spesso si intende il medico di famiglia, e invece il medico curante, ci sono tantissime sentenze della Cassazione, si intende quel medico che ti cura quella data affezione. Io non faccio il chirurgo, per mia scelta. Se ho operato un paziente di una colecisti con i calcoli e questo signore lavora al comune o lavora in banca, è un dipendente, io ho l'obbligo di certificargli la prognosi, perché nel momento in cui, e spesso succede che non il medico, ma l'amministrativo gli dice il certificato glielo deve fare il suo medico, che c'è l'imbroglio, l'imbroglio, tra virgolette, nosologico del medico curante e il medico di famiglia. Per il medico curante invece si intende chi ti cura quella data affezione. Perché è anche un problema medico-legale, perché nel momento in cui... No, ma è una dicitura sbagliata, esatto. Perché noi per medico curante, dico noi capiamo, cioè intendiamo il medico di famiglia, il medico curante è il medico di famiglia per la popolazione. Nel momento in cui io, chirurgo, io ortopedico ti opero, ho l'obbligo di farti la certificazione. Qualche volta è successo 3 giorni fa a un mio paziente che è stato operato, io sono abituato a dire il nome e cognome, all'ospedale di Cefalù, è stata fatta una peridurolisi perché c'ha una stenosi del cranio vertebrale e gli hanno messo, si consiglia, nella lettera di dimensione, si consiglia indossare corsetto e riposo assoluto per 20 giorni. Il consiglio non è una prognosi. Allora io ho chiamato l'ospedale, non sono riuscito a trovare il medico, ho richiamato un altro collega che conoscevo, dice ma non l'ho operato io, dice hai ragione, e poi l'ho richiamato di nuovo, sempre entro le 24 ore. Questo è successo l'altro giorno, se il mio paziente mi sentirà, capirà a chi mi riferisco. Finalmente si era giustificato che non gli aveva fatto il certificato perché il computer non gli funzionava. Gli ho ricordato che c'era la circolare quater del signor Brunetta, che io non ho mai stimato per altre cose, però ha fatto una cosa egregia. La certificazione online è eccezionale perché non si possono più fare certificati di favore nel modo più assoluto ed è corretto che sia così, perché non si capisce perché se uno è malato, se non è malato perché deve andare a lavorare. Con la certificazione online questo non succede. Si era giustificato il collega che l'internet aveva le credenziali scadute, e allora alle rimostranze fatte da me, che glielo poteva fare anche se cartaceo, glielo ha fatto e glielo ha mandato addirittura per email. Quindi quando si vuole si può, sempre nei limiti. Però così si mettono in difficoltà i pazienti, dottore Giacovelli, perché tu chiudi la porta, arrivederci, grazie, e lo mandi allo sbaraglio, insomma, anche questo è sbagliato. Basta una parola errata, si consiglia e quindi esci fuori, no? Da quello che è poi tutto in questi casi, in questo caso io per esempio l'eparina gliel'ho prescritta come se in DPC, gliel'ho prescritta perché l'eparina non gliela posso negare, ma la certificazione medica sì, invece era corretto che c'erano tra l'altro 24 ore di tempo che la facesse l'ospedale, perché nel momento in cui succede una complicanza qualsiasi, e queste possono succedere anche quando fai un'estrazione dentale, e poi va a finire in tribunale, il giudice ci dice trasformi un atto legittimo in un falso ideologico, perché nel momento in cui non ti ho operato io, come faccio a darti la prova? Fermo, mi ha fatto venire in mente una domanda, perché noi qua abbiamo sempre un po' di ilarità, abbiamo professionalità, a volte abbiamo anche la provocazione. Sì. Ecco, però
il medico di famiglia a tutt'oggi diciamo che è il meno denunciato fra gli altri medici, perché tra voi e il paziente si instaura forse un rapporto di famiglia per cui magari, mi sembra brutto, visto che molte delle denunce partono soltanto per un fatto di denaro e non per una veridicità dell'errore medico il più delle volte, solo che la stampa è portata ad esaltare la denuncia per errore e non la soluzione perché il fatto non consisteva. Ecco, questo dobbiamo pure dirlo, no? Fa Scusami se ti interrompo, poco fa parlavamo con Carmelo mentre venivamo qua proprio di questo, che ancora il medico di famiglia, tra virgolette, c'è un minimo di, tra virgolette, rispetto, che non è... No, ce l'ha. Quanti errori si fanno di approccio diagnostico tra i medici di famiglia? Tanti, vicendevolmente, per carità, di noi è infallibile. Può capitare a tutti. Però dico, questo discorso c'è per due insieme di fattori. Primo perché il rapporto che c'è tra me, medico di famiglia, e te, paziente, è una sorta di film. Nel senso che io ti ho preso in cura quando tu eri ragazzina, quando sei passato dal pediatra a me, e quindi nel tempo poi la relazione medico-paziente, come tutte le relazioni di coppia, si arricchisce di emozioni, di sentimenti, anche di rabbia. Con il medico ospedaliero o lo specialista invece c'è la fotografia. Non so se rendo l'idea, questo paragone non è farina del mio sacco, dico, per cui il rapporto è meno stabilizzato, non so se rendo l'idea. E poi fondamentalmente c'è anche un altro discorso, che ci sono molti avvocati disoccupati. Non sto scherzando. Io 3 anni fa... Giacovelli, ma lei se lo ricorda quel cartellone pubblicitario di qualche anno fa dove c'era scritto: se hai un problema con un medico e vuoi denunciarlo, rivolgiti a noi. C'è stata una presa di posizione della Finonceo nazionale, perché in televisione fanno questa pubblicità, per carità, chi è che di noi non ha mai sbagliato? L'importante è... A volte non è che proprio sia un vero e proprio errore, magari ecco, fra 1500 assistiti ci può essere un attimo di distrazione, ma voglio dire un attimo, non dico di disattenzione, il medico non dovrebbe averne, però magari sottovalutare dei dati clinici, per esempio degli esami di laboratorio, e dire vabbè fra una settimana migliorerai, poi invece si subentra la vera patologia a causa di quell'esame. Torno al discorso di prima che tu facevi. Il medico dell'ospedale viene denunciato subito in quel caso. Ma torno al discorso di prima, per esempio il fatto di ricevere le persone per appuntamento è una delle strategie per evitare gli errori, perché è chiaro che... La qualità e non la quantità in studio. Bravo, infatti io dico sempre, quando non ce la faccio più, dico alle persone: guardate che io sono stanco, se non è una cosa urgente tornate domani, perché rischio sennò di farvi del male, di sciupparvi, di uccidervi, dico, non lo dico mai. Allora, le persone se sono sensibili lo capiscono, ma non è che tutti lo possono, non è che tutti lo afferrano, perché spesso noi siamo oberati da parte da tutta la burocrazia, ma anche da cose inutili, nel senso che ci sono delle cose per le quali tu potresti anche venire indomani, non so se rendo l'idea. Sì, no, lo capisco. Perché noi, come dicevo all'inizio, non è che siamo diversi dalle altre persone. Ovviamente. Quindi, però il vostro compito è quello del missionario, tra virgolette. Il medico è anche questo, e quindi si deve immolare, e quindi si deve sacrificare e deve mettere la stanchezza da parte. Allora, anche su questo, quando io ho messo che è la trappola della fiducia, io ho messo che la mia sia una missione e una malevole diceria. Assolutamente, perché anche il prete non canta messa se non gli dai l'offerta. Ecco. Ma con questo non voglio dire che la mia è un lavoro come quello con tanto rispetto del falegname, ma anche il falegname, se ti fa la sedia puoi cadere, non so se rendo l'idea. Dottore Giacovelli, è possibile che i medici siano anche un po' arrabbiati con l'utenza, che comunque ha preso un sopravvento alle volte fastidioso, perché pretende, non aspetta che tu possa capire cosa abbia in realtà in base alla sintomatologia, ma già studiato, diciamo che si presenta come un collega, no? Il collega dottor Google, e automaticamente anche io sono collega. Ma non solo, io per esempio, tra le altre cose che ho scritto sempre nella mia sala d'attesa, è che il WhatsApp non è uno strumento di lavoro, perché per esempio la mattina mi sveglio e trovo una lingua così, che cosa è? Che cosa posso prendere? Oppure non è uno scherzo, le ho cancellate, oppure la fotografia di un ano, cosa può essere? Cioè non sto scherzando, perché qua c'è Carmelo. Cioè fanno la fotografia al proprio ano? Sì, non sto scherzando. E mandano nel WhatsApp? Perché per non venire in ambulatorio, perché mi secca aspettare. Ma tra l'altro da me o dal dottore Cottone, che dice, ma molti colleghi ormai dicevano per appuntamento, non si aspetta molto.
anche perché per esempio i collaboratori di studio, le segretarie, le trascrizioni delle terapie croniche le fanno direttamente loro, noi gli diamo l'ok perché dobbiamo sempre vederle noi, per l'appuntamento poi ma poi anche le cosiddette urgenze, di solito le urgenze sono psicologiche soprattutto il lunedì mattina, perché ci sono molti anziani o gli ipocondriaci che non ti vedono dal venerdì e quindi già si sentono male perché non vedono il medico, oppure il venerdì perché sono quelli che pensano che possono star male il sabato e la domenica, quindi venendo prima già il fatto che ti guardano in faccia il medico, anche perché questo discorso da un certo punto di vista ci fa pure piacere perché un po' di stima e di fiducia la troviamo ancora in mezzo alla gente. Però dico, questo c'è l'altro risvolto della cosa, che tu non ti puoi allontanare. Io per venire qua ho dovuto cambiare ambulatorio stamattina, farlo stamattina invece che di pomeriggio, e ho dovuto chiudere il telefono perché già prima di venire qua 3 telefonate, lo stesso succede per lui. E tra l'altro ho messo l'avviso che domani ci sarò, eccetera. Malgrado questo, ecco, il medico di famiglia rimane però il medico che il paziente sia arrabbiato è pure vero, e che il medico sia arrabbiato, il paziente si è arrabbiato più il medico è arrabbiato pure, perché metti insieme tutte queste cose. Poi tra l'altro una delle cose che mi sono capitate nell'ultimo, da settembre in poi, in questo momento io faccio parte della delegazione trattante alla SISAC. La SISAC è la struttura interregionale per i sanitari convenzionati, cioè quelli che, quella struttura ministeriale che rinnova i contratti, l'accordo collettivo nazionale per la medicina, per le cure primarie, quindi medicina di famiglia, continuità assistenziale, 118, medicina dei servizi. Sì. E ti devo dire che molte cose non stanno cambiando quasi niente, perché si parla fondamentalmente solo di parte economica, che tra l'altro è ridicola, dico, non ci lamentiamo perché rispetto ad altre categorie, e però per esempio la medicina generale, secondo il mio punto di vista, se continua così, fra qualche anno scomparirà. Lei pensa davvero una cosa del genere? E come facciamo con i pazienti se già le aree di emergenza sono stravolte anche per il... Quello che ancora dottore Giacomelli, ancora si viene in ospedale per la bibita, capito, dottore? Quello che ancora salva la medicina generale è quello che dicevamo poco fa, cioè il rapporto che c'è nella maggior parte dei casi, dico, nonostante le rabbie, il malcontento, eccetera, eccetera, tu poco fa dicevi, siamo quelli meno denunciati, proprio per questo quello che ci salva ancora è questo rapporto medico-paziente, che noi siamo, oltre ad essere il medico della persona, siamo spesso il medico della famiglia, conosciamo già il bisnonno, io che faccio il medico di famiglia dall'82, quindi ti lascio immaginare... Allora, dottore Giacomelli, io le volevo chiedere una cosa. Ecco, mi pare che si parli, non so se ci sia il decreto di legge, non so se in realtà è già partita e questa cosa è attiva, ma il medico di famiglia, se riceve una telefonata, no? Attraverso la quale si chiede, deve venire a domicilio perché sto male, può chiedere un compenso? E allora? No, assolutamente. Mi pare che se ne stia parlando però fare in modo... non è previsto dai nostri contratti. Allora, intanto... Quello che dice il contratto è che io ho, a parte i pazienti quelli allettati, che quelli c'è l'istituto dell'assistenza domiciliare programmata, quelli io ho l'obbligo di andarci una volta al mese, 2 volte a seconda della patologia, vengono autorizzati preventivamente dal servizio di medicina di base, però dico, poi ci sono delle situazioni in cui è la non deambulabilità che ti dice al medico che non ci deve, la non trasportabilità. Però dico, anche in questo poi ci sono le dovute eccezioni. È chiaro che se il paziente mi chiama che ha la febbre alta e io lo trovo che sta lavando i piatti, in piedi, bello vestito, non lo trovo a letto, sicuramente mi ha preso in giro. Non so se rendo l'idea. Certo. Perché succede anche questo. Io personalmente mi faccio prendere in giro 1, 2, 3 volte, la quarta volta utilizzo l'articolo 25 del contratto di lavoro e la ricusazione. Cioè scrivo all'ASL e ci dico, questo paziente, che è un atto di estrema correttezza professionale, perché nel momento in cui tu mi prendi in giro e poi la quarta volta stai male, tu ti ciuppi, come si dice a Parigi, non so se rendo l'idea. E quindi la ricusazione è un atto di grande etica professionale. Ma dottore Giacomelli, si va a casa, si va a domicilio per una febbre ancora? Anche questo, sì. Se il paziente ha più di 3 giorni che c'è la febbre, io abitualmente ci vado. Chiaramente ci sono quelli che vorrebbero dopo mezz'ora che ci andassi, poi dipende pure dalla stagionalità. Se siamo in piena epidemia influenzale, io personalmente quest'anno ho vaccinato 360 persone,
Il mio trend abitualmente è questo e ho visto quest'anno... Rispondono bene i suoi pazienti alle vaccinazioni? Sì, sì. Bene. Quest'anno le influenze che ho visto, ma anche Carmelo penso mi possa confortare, l'andamento della stagione è stato un poco strano. Intanto la maggior parte delle influenze... Polmoniti, tante polmoniti quest'anno, eh? Polmoniti, ad Agrigento sì. Polmoniti tante no, devo dire. Da noi sì. Io ho visto tante. in anni passati pre-vaccinazioni, ho visto anche morire delle persone anziane con polmoniti meta-influenzale, cioè in corso di influenza. Però da quando noi pratichiamo la vaccinazione anti-influenzale e la vaccinazione antipneumococcica, polmoniti ne ho viste pochissime. Pochissime. Quindi l'Ercara risponde alla vaccinazione, sì, sono contenta di questo. Non solo l'Ercara nel mio paese, tutto il distretto. Tutto il distretto, bene, bene. E con la vaccinazione contro l'herpes zoster... La vaccinazione dell'herpes zoster... Ci stiamo provando. Dottore Giacovelli, il dolore da herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio io, nell'età adulta, nel grande anziano, è veramente una disabilità psichica e fisica importante. Lo so, abitualmente io ne vedo di persone affette da herpes zoster una ventina l'anno. Io sono uno di quelli che codifica l'ICD-9, prima ero ricercatore... Ventina all'anno, che significa che sono tanti per le... Sì, certo che sono tanti. Sono tanti. Sono tanti. E abitualmente spesso, cioè, e qualche volta... uno non deve solo andare a vedere lo zoster, perché qualche volta lo zoster sottende patologie più sotterranee, è come se fosse l'iceberg di una grossa patologia, perché lo zoster abitualmente interviene quando le difese del paziente in quel momento sono completamente scarse. Spesso sono dolori insopportabili per un anziano, bisogna sensibilizzare sempre di più. Ma anche giovani, non solo sono anziani. Anche giovani, però l'anziano ancora di più, perché per definizione ovviamente sta peggio. E allora, facendo un piccolo resoconto per chiudere, rapporto medico di famiglia, paziente. È migliorato nel terzo millennio? Ci siamo capiti con questi pazienti e i pazienti hanno capito il medico di famiglia? No, io purtroppo devo constatare che negli ultimi tempi, proprio per le cose che dicevamo, quindi i rapporti con gli ospedali, è peggiorato. Non so se Carmelo è d'accordo con me. E però le cose si fanno sempre in due, chiaramente. Non dico che è solo colpa del paziente o solo colpa del medico, che spesso il medico è un poco è in burnout, come diciamo noi, quindi perché non riusciamo a staccare, perché invece è importante che ogni tanto ci sia un ristoro, cioè che si allontani completamente dall'ambiente di lavoro, ma sempre per ricaricare le batterie. Con il dottore Cottone ed altri 5 colleghi, quanti anni fa? 6-7 anni fa? Sì. 6-7 anni fa, proprio per vincere il burnout, sai che abbiamo fatto? Ce ne andavamo ogni 15 giorni a pagamento, un gruppo di autoaiuto per vincere il burnout. E mi ricordo che ogni volta tornavamo poi dalla psicologa con telefonini spenti, eccetera, eccetera. Per 15 giorni i pazienti potevano infilare le dita in qualsiasi orifizio del corpo senza reagire mai male. Dico, scusate questa mia quasi volgarità. Però ci fa capire, insomma. Però dico, se queste cose, se le istituzioni, i nostri... Questo è sicuramente una chimera, perché quando ci sono scarsezze di risorse, sarebbe importante che per esempio le ASP assicurassero non solo dei medici di medicina generale, ma anche degli ospedalieri, di quelli che lavorano nei reparti di oncologia, che sono stressatissimi, o quelli che lavorano nelle sale di rianimazione. Queste sono sicuramente persone che sono super stressate. Anche noi medici di famiglia abbiamo lo stress, chiaramente, noi che non l'abbiamo. Io tempo fa ho fatto una piccola ricerca, se ti ricordi Carmelo, sul burnout del medico di medicina generale, e paradossalmente pochissime il 50% di questi colleghi intervistati, ho distribuito una quarantina di test validati tra l'altro, si lamentava solo il 50% si lamentava della scarsità del compenso, ma molti si lamentavano della burocrazia. Se noi ripetessimo questa cosa, l'ho fatto una decina d'anni fa questa ricerca, sarebbe peggiorato. Il rapporto medico-paziente purtroppo in questi ultimi è peggiorato. Questo mi dispiace sentir dire questo. Dispiace anche a me. Pensavo che nell'era dell'informatizzazione, comunque di tutte le agevolazioni, anche non solo quelle, perché ci sono anche gli aspetti negativi, no? Della tecnologia che avanza, però pensavo fosse davvero migliorato, no? Purtroppo, per la mia esperienza personale, io tra l'altro sono un cultore del rapporto medico-paziente, E quindi lei proprio può dire a pieni polmoni per se stesso, quantomeno... Sì, lo dico con dispiacere, non lo dico con... io confidavo a Carmelo, qualche altro collega,
quando qualche volta faccio la ricusazione, che poi è il divorzio dal paziente di fatto. Cioè, infatti spieghiamolo che vuol dire, cioè quando un medico si arrabbia nei confronti di un paziente che prende visibilmente in giro e lo chiami e lo fai chiamare dall'ASL, perché sì. il paziente tra l'altro è convinto che è solo lui che può cambiare il medico, invece anche noi possiamo dire non lo voglio più, sempre nell'ottica della sua salvaguardia. Allora il medico lo segnala all'ASL. Non lo segnalo, scrivo una letterina, si chiama ricusazione. Sì. Perturbativa del rapporto di fiducia, questa è la dicitura che di solito si usa. Sono mai tornati da lei per avere dei chiarimenti dopo che hanno ricevuto? A qualcuno l'ho fatto parlare, all'altro gli ho detto che non intendevo assolutamente parlare, come quando marito e moglie si lasciano, quelli ci arrivano e quelli che invece restano. Vabbè, da lì non c'è anche un attimo di timore, magari si possono anche adirare? No. Quindi è una cosa... Io a uno gli ho detto semplicemente di passarsi una mano sulla coscienza, una volta che gliel'ho fatto entrare. Se l'ho fatto evidentemente un motivo ci passati, io non sono un santo, ma non penso che nemmeno tu sia più santo di me. Gli ho risposto così, poi mi ha detto qualche giorno, dice dottore, in effetti dice noi abbiamo esagerato. Quindi ha ammesso il fatto. Vabbè, forse prima si esagerava un po' di più, ma magari questo aspetto è migliorato della medicina, no? Anche con quel... lei ha citato Brunetta. Brunetta un po', diciamo, cambiato le regole l'importante, secondo me, in tutte le relazioni di coppia, in particolare è la chiarezza e la fiducia. Dottore Giacovelli, mi corregga se sbaglio, ma mi pare che Brunetta abbia stabilito con la legge che se un dipendente prende per esempio 2 giorni di malattia, questi 2 o 3 giorni gli costano un sacco di soldi sulla busta paga. Invece se ne prende 10, già è come se io stessi, perché io sto credendo che tu stai male e quindi in 10 giorni non ti tolgo niente, ma sei costretto a stare a casa perché è obbligato dalle visite del medico fiscale. Come tutte le cose ma è assurdo. Come tutte le cose in Italia. Allora, ci sono i paesi leggermente più civili di noi, e mi riferisco non solo ai paesi del nord Europa, dove il lavoratore ha diritto a 20 giorni di tempo da dedicare a sé o alla famiglia, che se li utilizzi va bene, se non li utilizzi ti vengono retribuite. E poi, e questa è una diatriba che ci portiamo da tanti anni, i primi 3 giorni di malattia sarebbe corretto che il paziente se lo autocertificasse, perché se tu mi chiami e mi dici che era la DR... lei sta parlando per la sua parte, però dottore Giacovelli, aspetti, lasciamolo un attimo così sospeso perché mi interessa, però guardi che il sistema sanitario nazionale dovrebbe avere anche un'altra tipologia di comportamento, premiare coloro i quali che non si sono mai ammalati, perché se io parlo per me stessa, io ho 19 anni di servizio di ruolo e in 15 anni non ho mai dato un'assenza per malattia, mi becco un'influenza che mi fa stare a casa 3 giorni perché io non ce la facevo stare di più e mi hanno tolto 150 euro dalla busta paga. Ma sono d'accordo. Cioè, io non ho mai preso un giorno di malattia. Ma sono d'accordo, ma il sistema premiante in Italia purtroppo non esiste. Il sistema premiante, la meritocrazia non esiste in nessun settore perché è corretto. Come per le patenti, dovevano dare i punti in più a chi non aveva un tot di tempo, mai avuto un problema. Ma questo lo diciamo anche per la qualità del lavoro. Se io curo bene la persona che ha la broncopolmonite e non lo mando in ospedale, ma mi prendo la responsabilità e il piacere anche di curarlo via a casa, io non solo non vengo premiato, ma vengo pure punito, tra virgolette, perché ho l'obbligo di fare la scheda di monitoraggio degli antibiotici iniettabili. Per cui che cosa succede? E torniamo al discorso della guerra tra medico e paziente. Molti colleghi, per non avere, tra virgolette, rotto le scatole da chi controlla le ricette, dice ti vuoi fare l'antibiotico, o te ne vai in ospedale o te lo compri. Ecco. Perché dico, la meritocrazia non esiste, invece sarebbe corretto con degli indicatori di processo e di esito, che se il dottore Cottone in ospedale per la broncopolmonite ce ne manda uno ogni 10 anni, ma lui dovete premiarlo, non dovete... Esatto, è proprio così. E lo stesso vale per la certificazione medica. Esatto, certificazione. Grazie, dottore Giacomelli. Prego. E allora, dottore Cottone, passiamo anche a questo argomento interessante, perché non ci abbiamo capito niente, nessuno, sul certificato da richiedere al medico di famiglia, perché prima il medico scriveva tutti i certificati del mondo, magari senza la visita o l'attenzione, insomma, soprattutto nei ragazzi, ci sono stati casi gravi di morte, no? Arresti cardiaci per un elettrocardiogramma, insomma, evaso dalla velocità con la quale spesso avviene
abbiamo fatto i certificati e l'attenzione professionale credo sia che ben venga, ecco. Però ma quelli si pagano, non si pagano, non ci stiamo capendo niente. Allora, intanto il concetto di base è che il certificato è l'atto finale di un processo medico. Cioè, come capita spesso nei pazienti che vengono ai nostri ambulatori e che ci vengono a dire ma in fondo, dottore, per una firma lei mi sta chiedendo tot euro. Cioè, in fondo è un foglio di carta firmato, il certificato alla fine di un processo medico. Quindi giustamente dobbiamo distinguere il certificato di malattia di cui abbiamo parlato per ora, che evidentemente presuppone una visita che è specifica per quella patologia che c'è in corso, che ha il paziente e che fa emettere a me medico che ho visitato il paziente una prognosi, cioè non sei tu malato che mi dici ho comunicato a scuola che sto assente per 3 giorni perché ho l'influenza. Il discorso è diverso, io sono il medico, constato che tu hai l'influenza, che hai la faringite e poi ti dico che devi stare a casa 3-4 giorni. Ed è il medico che invia? E faccio un certificato che va direttamente all'INPS, un certificato online, la copia può essere data al paziente oppure può semplicemente avere il numero di protocollo che gli consente all'amministrazione di risalire dalla banca dati e sapere il paziente quanto tempo mancherà dal lavoro e poi attivare eventualmente le pratiche per andare a fare il controllo fiscale che può muoversi però autonomamente dall'INPS. Diverso il discorso, e questi sono certificati che siccome attendono la salute, sono dei certificati che non vanno pagati, infatti non credo che nessuno li abbia mai fatti pagare. Cioè, diverso sono i certificati in cui l'atto non è mirato a un gesto, diciamo così, tecnicamente di salute, cioè la valutazione del ragazzo che deve fare attività sportiva, la richiesta per la palestra, tutte queste cose sono dei certificati che devono essere pagati. Prima non era così. Prima non era così. Non è così. Il certificato doveva essere sempre pagato perché è un atto che alla fine prevede anche degli adempimenti di tipo fiscale. Cioè il fatto di non fare pagare un certificato può, sotto un certo punto di vista, creare un documento all'erario. Quindi diciamo che l'obbligo per questi certificati, che ripeto non sono i certificati strettamente connessi alla salute, ma sono richiesti dal paziente per un'attività che non è quella sanitaria, questi devono essere pagati, le tariffe sono diverse. Però dico vanno pagati e su questa cifra che incassiamo noi ovviamente siamo obbligati a mettere fatture e a pagare la tassa nei confronti, la quota parte che va all'erario. All'ASL. Esatto. Però il certificato è sempre, anche questi certificati devono essere alla fine di un atto medico. Cioè quello che è successo dico, di questi episodi a cui accennavi, esatto, cioè di morte, certificato di ragazzi, fatto in maniera superficiale, questo non andrebbe fatto perché il ragazzo deve essere visitato. Tra le altre cose ora la normativa si è anche modificata, nel senso che il livello dei certificati è diverso. Per l'attività cosiddetta ludico-motoria basta la visita del medico, voglio misurare la pressione, sentire un cuore, vedere un pochettino, poi noi abbiamo il vantaggio, e ritorno al discorso del film che diceva il dottore Giacovelli, noi il paziente non lo vediamo in quel momento, abbiamo una storia, quindi abbiamo anche in cartella la possibilità di vedere se c'è qualcosa che non va. E questi sono dei certificati che non hanno necessità di un accertamento particolare. Poi ci sono quelli per l'attività agonistica, per l'attività non agonistica, scusate, quindi sono un livello superiore, soprattutto nei soggetti che hanno una certa età, quindi diciamo sopra i 40 anni, c'è l'obbligo dell'esecuzione di un elettrocardiogramma fatto entro l'anno che va indicato in certificazione. Ma dottore Cottone, aspetti, se un ragazzino, allora, fino a 14 anni è del pediatra di famiglia, dopodiché può scegliere il medico di famiglia, no? Ecco, allora, intanto voi acquisite la conoscenza del ragazzino attraverso un suo trascorso anamnestico, c'è la storia del ragazzo, ma del resto poi conoscete la famiglia e insomma vi rifate un pochettino alle patologie che possono essere state più o meno tramandate, eccetera. Però è pur vero che un tempo si pensava, vabbè, è giovane, deve fare solo sport di tipo non agonistico, fare la corsa campestre con la scuola, ma che deve avere, è sano come un pesce.
Forse ecco, quella tiratina d'orecchie ci stava, Sì, ci è sta stato un po' pienamente. una faciloneria che ha Sì, portato, ci sta insomma, pienamente, perché giustamente il legislatore ha distinto quella che è l'attività ludico-motoria, cioè sostanzialmente se il ragazzino non deve fare null'altro di quello che è la sua attività normale, cioè correre e dare 2 calci al pallone in un cortile, evidentemente quello non presuppone che bisogna fare grandi cose. Se invece gli facciamo fare un'attività sportiva, anche non agonistica, ma un'attività sportiva che porta a un impegno cardiovascolare, è chiaro che a quel punto l'esecuzione di quantomeno di un elettrocardiogramma, diciamo che già in qualche modo ti dà una maggiore completezza della valutazione. Diverso è l'attività agonistica, dove invece è richiesto l'intervento di accertamenti più specifici. Però, dottore, se io mi sento male, no? Sono una sua assistita e le chiedo di visitarmi, lei mi visita e decide che io debba stare 3 giorni soltanto a casa, ma io non ce la faccio, sto male. E dipende da lei decidere se io devo ritornare al lavoro oppure no. È nata questa problematica fra medico e paziente con questa storia delle certificazioni attenzionate nella riduzione dei giorni dalla sospensione dal lavoro? Sicuramente su questo molto dipende dal rapporto medico-paziente, cioè, noi dobbiamo sforzarci, perché è uno sforzo enorme, di togliere tutti i meccanismi di litigiosità che esistono nella professione medica, tra noi medici e tra medici e pazienti. Purtroppo viviamo in un momento in cui la litigiosità tende a essere aumentata, cioè io non rivedo più, il paziente vede in me tante volte un nemico burocratico, io nel paziente vedo un nemico che tenta di estorcere. Quindi se il rapporto è buono, il paziente, dico che io ho valutato 3 giorni prima e ritenevo che fosse in 3 giorni potesse guarire, se il quarto giorno non sta bene mi richiamerà e mi dirà: dottore, sto male, rivaluteremo la situazione. Poi è chiaro che ci sono delle situazioni in cui tutto diventa più complicato, anche perché, ripeto, noi siamo sempre quei famosi persone che hanno i film della vita. Quando tu apri la scheda certificati nel tuo computer e vedi che è un certificato occasionale, che non metti in dubbio né la buona fede del paziente né il fatto che stia realmente male. Poi ci sono, diciamo, quelli invece gli abituali, dove vedi molti certificati, allora a quel punto l'attenzione è anche un pochettino più attenta. Ricordiamo comunque che quello che vorrei che il paziente capisse, che il certificato è la fine di un discorso, non è l'inizio. Cioè tu non mi devi chiedere il certificato, tu mi devi chiedere di visitarti. Invece il paziente molto spesso ti viene dicendo: ho chiamato la scuola, ho chiamato l'azienda, ho detto che sto male, che ho la tonsillite e che manco 4 giorni. Questo già è un meccanismo che è completamente sbagliato ed è il meccanismo che poi porta al conflitto sicuramente. Ovviamente. Però ripeto, è sempre tutto questo, noi dovremmo cercare tutti noi di sforzarci. Per questo obiettivamente è difficile, perché nessuno di noi, parlo dei medici, è stato preparato a questo tipo di rapporto, cioè a riuscire a entrare nel rapporto con le persone, perché nessuno nei corsi di formazione universitari e post-universitari quasi mai si è dato rilievo a questo aspetto medico-paziente, che poi diventa quello fondamentale. Noi abbiamo avuto... ha disturbato un po' i rapporti Internet sicuramente crea un disturbo, perché Internet fa sì che, diciamo, che ha creato dei disturbi, perché sicuramente abbiamo dei pazienti che arrivano con più informati, ma io direi più mali informati. Sì, dilaga l'ignoranza. Il lato positivo sicuramente di Internet è che quel giochetto che qualche vecchio medico faceva di prendere in giro i pazienti viene un pochettino meno, cioè il fatto che io stia sulla cattedra e che il paziente sia in posizione molto giù, molto down, questo comincia a essere un po' difficile, però è chiaro che devi smontare tantissime di bufale, fake news, cose interpretate male, anche perché voglio dire, se tu apri internet e metti un sintomo, su Google ti viene di tutto, cioè, perché è chiaro che una febbre può mentire il raffreddore come può mentire una leucemia acuta, quindi diciamo, e questo, il problema è questo.
Comunque, siamo tutti ipocondriaci però ormai, siamo sempre lì, tutto nasce da prima. Il paziente che ha fiducia in te, tu che hai un buon rapporto, riesci a discutere anche di queste cose. Se no diventa veramente una battaglia che poi ci porta a confliggere, a fare medicina difensiva, a richiedere molti esami, a litigare con lo specialista. Anche perché poi c'è, e questo mentre parlava il dottore Giacovelli, Franco, e parlavate poc'anzi, riflettevo una cosa che continuiamo a dire, che ci sono gli specialisti e ci sono i medici di famiglia. Sarebbe opportuno cominciare a dire che il medico di famiglia è uno specialista, non è un medico generico, come si diceva prima, perché per carità i nostri reclutamenti sono stati nel tempo diversi, ma oggi per diventare medico di famiglia bisogna fare un corso di specializzazione. Come no? Quindi il medico di famiglia del futuro, è quello presente, aggiungo io, è uno specialista che è soprattutto uno specialista, potremmo dire, tra virgolette, di percorsi, cioè che quando vede di fronte un paziente comincia a indirizzarlo verso la strada giusta, che può limitarsi all'ambulatorio della medicina generale, come può aprire al poliambulatorio se ho bisogno di un consulente ortopedico, di un consulente cardiologo, eccetera, eccetera, oppure che può aprire verso l'ospedale. Certo. Ma noi siamo specialisti, non siamo assolutamente d'accordo. medici di serie B. No, assolutamente. Anche se forse per i magistrati conviene che continuino a considerarci medici di serie B, così diciamo, però è stato lui a dire a me il rapporto medico di base di famiglia. Sì. Vabbè, ma lui è anziano, Non io, noi siamo anziani, quindi non siamo... E allora, questo, ecco, io vorrei un attimo ritornare su questi aspetti che sono molto interessanti. Allora, intanto io vorrei capire, vorrei sapere, io figlio posso decidere di scegliere un medico di famiglia che abiti lontano da casa mia, tantissimi chilometri, o sono costretta al medico che sta vicino dove sto io? Questo non lo so. Siamo liberi? No, ecco, siamo liberi di scegliere il medico siamo liberi di di famiglia. scegliere il libero di famiglia, che non deve essere il medico della famiglia. È chiaro che ci sono degli ambiti territoriali. Cioè io che vivo all'Ercara, per dire, non posso scegliere il medico a Palermo. Certo. Oppure, perché nei fatti è possibile, c'è un meccanismo di deroga per cui attraverso una richiesta che si fa alla ASP si può chiedere il medico, per esempio, in una zona più distante. Però generalmente succede che si cambia residenza, da Palermo si va a Misilmeri, per dire, e anche molto spesso non si va, si mette la residenza lì per motivi fiscali, per tante altre cose, e si vuole mantenere il medico di Palermo perché magari vivo di più a Palermo, perché ho avuto un rapporto con lui. Allora in quel caso una domanda alla ASL consente questo passaggio, sempre che però il medico accetti, dichiari di essere disponibile di assisterlo, il che significa che se il paziente di Misilmeri ha un problema per cui è intrasportabile, il dottore Cottone prende la sua macchinetta e va al medico, va a Misilmeri, se ha detto che se lo vuole tenere. Per esempio il dottore Giacovelli grandi difficoltà non ne avrà ad effettuare le visite a domicilio, perché l'Ercara, per quanto grande sia, ma un medico come lei di Palermo, cioè se un paziente si trova dall'altra parte della città, proprio sapendo i percorsi in traffico che esistono a Palermo, a seconda dell'ora, o perlomeno dico ci sono degli orari particolari in cui il medico effettua una visita domiciliare, o un'urgenza presuppone che non si rispetti questo orario. Ecco, lì come fa un medico che abita in via Notar Bartolo ad andare da un'altra parte della città, per esempio? E allora qui il dottore Giacovelli vuole intervenire sull'urgenza. Sì, perché l'altro giorno mi è capitato, sai, arrivano le scelte online, che l'Ercara fa ambito territoriale con Castronuovo di Sicilia, che è un paese arroccato rispetto all'Ercara, sono circa 15 chilometri. È stata brutta. È la strada brutta. E allora un signore che lavora all'Ercara, siccome il suo medico se n'è andato in pensione, mi ha scelto. Io appena l'ho visto, l'ho chiamato, dice, senti Gioia, ma perché ti sei scelto me? Ti devi scegliere il medico che sta lì. No, ma io lavoro all'Ercara, ma se tu stai male, io non ti posso garantire che lascio l'ambulatorio. La mia assistenza, certo. Perché ci vogliono, se tutto va bene e non c'è il semaforo e non c'è l'alluvione che c'è stata, ci vogliono minimo 20 minuti per arrivare a Castronuovo. Io finisco di lavorare. No, ma guarda, io te lo sto dicendo.
se tu stai male non ti posso venire a visitare fino a casa a Castelnuovo di Sicilia. Quindi il discorso che tu fai è giusto. Nella grande città è chiaro che se il dottore Cottone c'ha l'ambulatorio in Corso dei Mille e lo chiama... Vabbè, ma che si fa? Si scrive? in grande città, nella grande città, a Palermo siamo bravi, cioè noi siamo bravi ad abituarci, basta avere un cinquantino, un motorino, e camminare col motorino e ci si muove. Io devo dire la verità, la macchina non la uso quasi più, normalmente a meno che non ci sia proprio pioggia terribile, perché mi muovo in scooter, perché non è possibile fare. Il discorso però tu hai accennato all'urgenza. Sì. L'urgenza in medicina generale è una cosa che deve essere vista con attenzione, perché se c'è un'urgenza reale io posso anche sospendere l'ambulatorio e andare a casa del paziente, però solitamente quando per via telefonica c'è un segnale di allarme importante, io dico sempre avvisate il 118 che sto arrivando anch'io, perché obiettivamente dico l'urgenza che è seria e allora quella... Poi dico, le urgenze differibili, le cose per andare a casa, per andare a vedere la paziente che magari è caduta, il sospetto di una frattura, insomma se gli arrivo dopo che finisco l'ambulatorio non succede nulla, a valutare una febbre, a valutare una... Ma certo, è chiaro che lì dove c'è la mamma è caduta per terra oppure sta vomitando sangue, lì sì, per carità, io posso correre, però contemporaneamente l'attivazione del 118 fatto dal familiare o fatto da me stesso, dallo studio, è indispensabile, perché sennò dico, a quel punto non... Dottore Cottone, lei ha detto febbre. La febbre per il medico di famiglia è una febbre che è data da 3 giorni o una febbre anche da 5 minuti? Ecco, perché per il paziente la febbre anche da 5 minuti è un evento gravissimo, anche perché oggi non ci si può ammalare, specialmente se la febbre resiste alla tachipirina o ritorna dopo la prima pasticca di tachipirina. È un evento drammatico per una famiglia. Io non ricordo a casa mia che il pediatra o il medico veniva prima di 2 o 3 giorni che uno stava male. Però, ripeto, per carità, i tempi sono cambiati, tutte queste cose. No, dicevamo che la febbre diventa impegnativa quando dura un po' di tempo o quando la febbre anche da poco, quando il paziente, il soggetto è un soggetto a rischio, defedato, debole, che conosciamo per altre patologie. Sì. Oppure, sai, poi tra quelle volte che dico che poi alla fine... Dico, il nostro lavoro è anche un po' di arte, tante volte hai delle sensazioni strane, delle cose per cui dico, quella volta ti senti di andare anche se sei convinto che non troverai nulla di particolare e poi magari trovi una situazione pesante. Però ripeto, bisogna sapere gestire la domiciliarità, perché il paziente viceversa pretenderebbe sempre la visita. Io ricordo sempre che i pediatri non vanno a casa dei bambini con la febbre alta, se li fanno portare. È chiaro che il bambino è più facilmente trasportabile di un adulto, tutte queste cose, però dico, la febbre nel 18enne, nel 20enne non è un evento per cui il medico deve correre, probabilmente può anche venire all'ambulatorio, magari gli si dà una corsia preferenziale. Io preferisco dire, vabbè, venga, io ho un'altra stanza a fianco a quella mia, dico fallo entrare nell'altra stanza che tra l'uno e l'altro lo vado a vedere. Dico, e allora, dottore Cottone, lei parlava, giustamente ha fatto una precisazione doverosissima sul fatto che il medico di famiglia è anch'esso uno specialista e che non c'è effettivamente differenza ad oggi tra medico di famiglia e specialista in un determinato settore sanitario. Però ecco, c'è stata come dire, una limitazione da parte vostra nello scrivere determinati tipi di esami. Un po' vi hanno legato le mani. Questa è una grande difficoltà del medico di famiglia. Come se la gestisce il medico di famiglia oggi con il nuovo decreto di legge, Lorenzin, esami inutili, esami importanti, LEA, eccetera? Allora, io credo che tutto sia legato al modo con cui si intende la professione. Cioè, tutte questi decreti, tutte queste cose ovviamente pongono dei limiti che, se li guardiamo, tranne alcune palesi stupidità, ma queste cose già sono state annullate e superate, tipo per esempio le transaminasi che sembravano dovessero essere richieste solo, ma diciamo questo ormai è passato. Le IgE totali per l'allergia sono rimaste però esami forse nobili, vero? No, le IgE totali no, sono IgE totali, le specifiche vanno valutate dall'allergologo, però ripeto, certe cose sono frutto di alcune situazioni economiche, cioè sono dei limiti che sono stati messi per dare un blocco alla spesa, e siccome alla fine della fiera gli unici veri prescrittori, cioè
Gli unici prescrittori che possono essere bloccati siamo noi, e allora evidentemente noi ci troviamo addosso tutta questa cosa. Io quando vengono i giovani che fanno il corso di formazione specifica o quelli che devono fare l'esame di abilitazione e che mi chiedono ma la nota, dottore, perché può scrivere? Ho detto sempre, ragazzi, cerchiamo, ragazzi, colleghi, quello che siamo, dico, pensiamo di fare i medici, poi dico, se qualcuno ti contesterà una scelta, se tu l'hai fatta sulla base delle tue conoscenze, sulla base della situazione particolare, saprai sempre difenderti. Io dico, spero, fino ad ora dico, non ho mai dovuto pagare qualche farmaco per prescrizioni errate, anche se sono stato chiamato dall'ASL, sono sempre potuto e saputo perché è stato chiamato? Per avere un eccesso di prescrizioni? Per una prescrizione, per un numero esagerato di pillole, oppure per una... Sono cose che si possono... stanno controllando, dottore Cottone? Noi siamo costantemente Però, controllati. dottore Cottone, c'è anche tanta povera gente che si è trovata nella condizione di avere nella sua prescrizione, nella sua ricetta, un esame che magari per una disattenzione non è stato eseguito e non è pervenuta la provetta e praticamente... ci chiamano disperati dicendo il mio medico un'altra ricetta non me la può più fare. Cioè, non è un errore che è dipeso da loro, cioè, però allo stesso tempo noi abbiamo necessità della richiesta per rifare l'esame, perché è tutto informatizzato, quindi c'è un codice a barra, un barcode che deve passare nell'apparecchio, eccetera. Ma questa è una condizione veramente molto rigida, però ripeto, io credo, per noi sì. Qui immagino che Franco possa essere d'accordo con me. Io penso che nessuno di noi che di fronte a un paziente che in buona fede si trova una difficoltà, ha perso lo scatolino, il bambino gli ha buttato le medicine, le cose, un esame non è stato fatto, cioè noi non ripetiamo la ricetta. Io assolutamente non ci credo. Quei casi che si verificano sono quei casi in cui c'è un pregresso, c'è qualcosa che non convince. È una disposizione di legge questa, cioè il fatto che dopo aver scritto gli esami, aver già timbrato la richiesta, aver fatto il prelievo... Non c'è nessuna, tra le altre cose, se l'esame non è stato eseguito, di questo esame X che io ho prescritto ieri, non c'è traccia, quindi se lo prescrivo oggi e viene fatto domani sarà sempre uno l'esame che io avrò richiesto. Le spiego, dottore Cottone, proprio a causa dell'informatizzazione nei grossi laboratori di patologia clinica c'è una targhettina che segue la provetta. Quindi se non c'è la provetta perché magari non è stata fatta, perché si è rotta la vena, non è stato sufficiente il prelievo, il paziente a noi dice: e adesso come faccio? Non lo posso più fare perché il mio medico di famiglia non mi rifà la richiesta. Come mi comporterei io di fronte a una situazione del genere? Io l'esame lo ripeterei con assoluta tranquillità. Perché penso che l'esame significa la richiesta per la richiesta per quello. Io non credo che nessun dirigente ASP, nessun dirigente del diparto farmaceutico, no, per carità. I casi ci sono colleghi che non prescrivono farmaci sulla ricetta convenzionata, ma la prescrivono sulla ricetta bianca perché così non risultano in convenzione. E ma questa che cos'è? La questione Lea ce lo spiega? No, non è questione, tante volte questione Lea, è un discorso che alcuni farmaci in normativa nazionale o normativa regionale sono sottoposti a dei controlli particolari, hanno delle note. Per evitare di essere controllati, molti colleghi che cosa fanno? Spero pochi colleghi che cosa fanno? Invece di prescrivere, perché se tu sei convinto che il farmaco non serve, non lo prescrivi. Ovviamente. Se tu sei convinto che il farmaco serve e il paziente lo devi prescrivere in convenzione. Perché se no io tolgo al paziente un diritto. Se lo prescrivo però su una ricetta bianca, io costringo il paziente a pagare interamente il farmaco. Quindi a questo punto c'è un palese conflitto. Però siccome questo è un paese di burocrazia in cui nessuno può parla... Può capitare, dottore Cottone, che lei in una giornata ambulatoriale possa vedere 10 pazienti che necessitano di quel farmaco. Che fa a quel punto? Allora 5 devono pagare il farmaco perché sono 10 in tutto e allora io devo penalizzarne qualcuno. Effettivamente c'è una grande contraddizione in questo, può capitare in certi periodi, no? Ma infatti i controlli, ammesso che debbano essere fatti in questa maniera, io sono d'accordo con quello che diceva Franco prima, i controlli non vanno fatti su quante pilloline io scrivo, ma su che risultati ho. Però dico, io il controllo lo devo fare su tempi lunghi, perché può capitare, dico quello che le diceva, che c'è una contingenza particolare, che c'è un momento particolare.
la cosa più stupida, il paziente che sta andando in estate per 2 mesi fuori e che ti chiede la cortesia di prescrivergli la terapia che gli serve per quei mesi, è chiaro che in quel momento avremo un carico, quindi quando mi vanno a controllare i primi 6 mesi diranno ma lei ha sforato, però se mi controlli 12 non ho sforato, quindi diciamo... ci vuole anche un criterio esatto, però di ripeto, controllo. queste sono tutte cose che poi si discutono con le ASP, cioè, allora, ti fanno solo perdere tempo. Diciamo. Esatto, dottore Cottone, lei è stato di recente in America, no? Il sistema sanitario americano penso che sia completamente differente, cioè intanto il medico di famiglia prende i soldi per andare. Tanto il medico di famiglia prende un ticket, dico, mia figlia ha un'ottima assicurazione, quindi diciamo è coperta molto bene dal punto di vista sanitario perché è privata la sanità, però siamo andati per una semplice influenza e abbiamo pagato di ticket $30, 25 euro sarebbe l'equivalente. E invece a voi che è successo? Che eravate vaccinati contro il virus influenzale, incredibile. Noi in quel caso, quando siamo negli Stati Uniti, io e mia moglie siamo nonni, quindi non siamo medici, non siamo assolutamente nulla. Quindi abbiamo dovuto seguire pedissequamente le indicazioni del collega medico di medicina generale americano, che ci ha obbligato a fare la profilassi con un farmaco antivirale che abbiamo pagato al supermercato, era $102 ogni confezione, in Italia costa 31 euro, però lì era 102 a confezione, però siccome avevamo 102 euro? 100 euro, cioè e 95 204 no, euro? perché avevamo la carta fedeltà del supermercato, avendo la carta fedeltà del supermercato abbiamo pagato il 50%. Però, ritornando al discorso americano e della specialità, chi in America fa il corso di specializzazione, i primi 3 anni sono comuni a tutte le specialità mediche e quindi chi si specializza i primi 3 anni in America può fare il medico di medicina generale oppure può andare in ospedale. Il percorso è comune, non soltanto, ma gli ospedali hanno i medici di medicina generale sul territorio, quindi io sono il medico dell'ospedale S'Integra di Chicago, io sono il medico dell'ospedale, loro lo fanno ovviamente per tirare i pazienti sull'ospedale, sull'ospedalità loro, privata ovviamente, però diciamo non c'è questa netta separazione di medico, diciamo come diciamo noi, di famiglia, di base, non c'è. Con lo speciale. Io sono il medico su cui il paziente ha il primo impatto e poi, come dicevo prima, segue un percorso. Ma dottore Cottone, la sanità italiana è migliore di quella americana? La sanità americana e la sanità italiana, bisogna vedere cosa intendiamo, sono 2 modi diversi. Allora, intanto nella prestazione e nella deontologia. Allora, intanto se lei ha i soldi si trova benissimo negli Stati Uniti, molto bene, perché sono molto bravi, curano molto il rapporto interpersonale, sono sempre sorridenti, anche se ti danno cattive notizie te le danno sorridendo, non riesci a litigare con nessuno delle infermiere o dei medici perché ti sorridono tutti, anche se non ti fanno entrare, se vuoi entrare. Io ho avuto il nipotino ricoverato per 15 giorni in terapia intensiva e nonostante fossi medico non sono mai riuscito ad entrare fuori dagli orari strettamente consentiti, sempre con dei dinieghi molto sorridenti, molto comprensivi. Però la sanità diciamo, è buona, però è una sanità diversa, cioè non è una sanità che fa prevenzione, una sanità in cui c'è un diritto alla salute. La salute è un bene, se io ho i soldi mi compro la salute, se io ho soldi non ce l'ho, muoio, sì, oppure sto meno bene, cioè come le scarpe, se lei ha i soldi si prende le scarpe di Prada, non so, Prada, se no si compra le scarpe al supermercato. E così, questo è pure vero. Però questo diciamo che da un punto di vista, punto di vista europeo nostro, è un momento difficile da capire e da comprendere. Consideri che una delle difficoltà più grosse di mia figlia quando ho fatto gli esami di abilitazione americana sono state le materie di etica professionale, perché l'etica professionale è completamente diversa, cioè lì c'è una cultura del rispetto della persona incredibile, il paziente che non vuole essere curato, tu non gli puoi mettere le mani addosso, anche in emergenza, anche in urgenza. È uscito un articolo: sperate che nel vostro volo intercontinentale ci sia un medico europeo, perché un medico americano di fronte a una persona in incoscienza in aereo non interviene, perché non ha l'autorizzazione a intervenire. Quindi sperate che ci sia anche un canadese, va bene.
Sì, sì. Da noi interviene di tutto, pure la vicina della porta accanto, Sì, se qualcuno sta male. Però, dottore Cottone, onestamente, l'Italia, le ha parlato di Europa, sistema sanitario È europeo, migliore. però l'Italia noi la trattiamo male, nel senso che ci arrabbiamo con la nostra sanità, ma è l'unica nel mondo a favore del cittadino, che dispensa il cittadino dalle spese, se ne fa carico proprio, e noi quando ce l'abbiamo con la sanità mai una volta avessimo riflettuto su questo dato di fatto, che l'Italia è l'unica. È un sistema sanitario stupendo che copre tutto e tutti. Ma non Lamentiamoci se paghiamo il ticket sull'antibiotico, perché poi ci facciamo fare gli interventi a cuore aperto gratuitamente. È vero. Grazie dottore Cottone, grazie dottore Giacovelli. Io sono molto soddisfatta di questa puntata, perché è giusto anche conoscere le dinamiche sia comportamentali che psicologiche del medico del territorio, perché a volte c'è questo, si bypassa un po', no? L'atmosfera che si vive dentro gli ambulatori di città o di paese, e invece è importantissimo sapere, ecco, le conflittualità, le buone opportunità, il rapporto reciproco paziente e medico, dove il medico in quel caso è proprio il punto di collegamento col sistema sanitario nazionale, siete voi. Quindi ecco, ben venga conoscere queste cose. Noi del resto, noi pazienti, cerchiamo di comportarci sempre un po' meglio, perché questo fatto che abbiamo tanta cultura medica, attenzione, la cultura medica non è così vendibile facilmente attraverso 2 righe su internet. In medicina si sta seduti 6 anni se ti va bene, più 5 di specializzazione, credo che questa la dica abbastanza lunga. Grazie per la puntata, e allora ci vediamo alla prossima. E ancora prevenzione, tanta prevenzione. Vi lascio col nostro video dello speciale medicina, come sempre. Alla prossima puntata, ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice.